raccomando, Elvira, se passi da Roma vieni a trovarti. Te lo ricordi l'indirizzo? Corso Vittorio Emanuele 173. Esatto. Magari subito dopo il matrimonio. Comunque vedrà che prima o poi le capiterò davanti. No, Luigi, aspetta, ci penso io. Aspetta. Ciao Marco. Ti voglio bene. Io. Più di più. Ciao bambini, studia, tu che puoi. Arrivederla, signora Lombardi. Comunque, male che va, ci rivediamo qui l'anno prossimo. No, prima Elvira, subito dopo il matrimonio, intesi? Ciao, cara. A presto. Arrivederci, dottore. Guarda che hai promesso, eh? Sì, spero, sì. Ciao, Elvira. Ciao. Vino, torta, addobbi. Ecco. E questo è il prezzo che fa a me dopo 10 anni che lavoro qua dentro? È 12.000 lire all'invitato, compresa la torta e lo spumante. Ti ho fatto lo sconto del 30%. È un bel regalo di nozze, no? Dunque, si potrebbe fare alla fine di ottobre, ecco. Il 29 o il 30. Perché sono date che portano fortuna? Elvira, il matrimonio è un sacramento, non è il totocalcio. E allora? Dico 29 e 30 perché le altre date sono tutte occupate. Per fortuna in questo paese la gente si sposa.